Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Mercoledì 20 marzo i carabinieri della stazione di Noale hanno rintracciato nel comune di Padova un 49enne già sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna, al quale è stato notificato un ordine di custodia cautelare in carcere per aver più volte violato le prescrizioni imposteli, avendo cercato di mettersi in contatto con la donna ed essendosi avvicinato alla sua residenza. Al termine delle formalità di rito, l'individuo è stato portato nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore di Venezia, così come disposto dall'autorità giudiziaria. Cambiamo argomento. Suonerà mercoledì 11 settembre la campanella per l'inizio del nuovo anno scolastico 2024-2025 per gli studenti delle scuole dell'infanzia del primo e del secondo ciclo di istruzione del Veneto. Lo ha stabilito la Giunta regionale, approvando il nuovo calendario scolastico che definisce le giornate di lezione e quelle di sospensione delle attività didattiche, mentre la fine delle attività didattiche è fissata per sabato 7 giugno 2025 per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, sabato 28 giugno 2025 per le scuole dell'infanzia. Voltiamo pagina. A breve inizieranno importanti interventi che cambieranno il volto dello stadio intitolato a Marcellino Gallo e il campo da calcio di Vetrego. Vale 2.500.000 euro l'investimento per la riqualificazione e l'adeguamento alla normativa della tribuna e degli spogliatoi dello stadio e per il completo rifacimento della pista di atletica leggera che sarà così omologata per le gare competitive FIDAL. Invece la riqualificazione del campo da calcio prevede, tra l'altro, la realizzazione di una piastra polivalente per il gioco del basket, del calcetto e della pallavolo. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Il sabato 30 marzo, a partire dalle ore 10:45, i tifosi arancione-verdi potranno assistere alla prima parte dell'allenamento della prima squadra del Venezia Football Club presso il campo A Pica Venezia. In tale occasione e in vista del match Venezia-Reggiana, dalle ore 9 sarà possibile acquistare biglietti per la partita, che andrà in scena allo stadio Penzo lunedì 1 aprile alle ore 15. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.